Alla vigilia di un fine settimana che si preannuncia scoppiettante, amici della Wii Sport, rimane ancora una gara di cui raccontarvi, quella valevole per la quarta giornata del campionato Under 16 regionali. Giovanile Calcio Messina affronta Città di Mascalucia, formazione di Mister Ficarra, reduce da una vittoria, quella per 3-1 sul campo del Real Ritiro. Non ha gioito di certo il Città di Mascalucia, sconfitto tra le mura amiche dal Camaro. Le due formazioni entrano in campo, diamo lettura di quella dei padroni di casa, con Giuffrida tra i pali, Caruso, Lorè, Mendolia, Esposito, difesa a 4 per Mister Ficarra con Grisostamo, Cidiberti e Carpenzano in linea mediana, Centorrino, Arnaud e Roll in attacco. Passiamo allora a raccontarvi del primo tempo, amici della Wii Sport. Inizia come meglio non potrebbe per la Giovanile Calcio Messina, azione dalla destra infatti orchestrata da Caruso che crossa col mancino. Centorrino ha il tempo di stoppare e di battere il portiere avversario, e 1-0 Giovanile Calcio Messina quando sono passati appena 8 minuti dall'inizio della gara. Minuto 11 pressa ancora la formazione padrone di casa, c'è il calcio di punizione messo in mezzo da Grisostamo. In area di rigore arriva il tocco decisivo di Carpenzano che dopo un rimpallo riesce a ribadire in rete. 2-0 Giovanile Calcio Messina ancora in gol. La formazione di Mister Ficarra che al 18esimo deve anche pensare a difendersi perché ci prova Gennamari, non riesce però a pescare lo specchio della porta. Al 30esimo incursione personale di Arnaud devastante, entra in area di rigore, va col destro, esalta i riflessi di un grande Fangano che in questo caso mette il pallone in calcio d'angolo. Punizione al 33esimo per il Città di Mascalucia, messa in mezzo da Castorina, il pallone finisce in area di rigore e poi fuori il tentativo dalla distanza che però Paternò manda al lato. 40esimo calcio d'angolo Giovanile Calcio Messina, Grisostamo mette in area ancora Fangano, meraviglioso sul colpo di testa di Centorrino. Si conclude così il primo tempo, amici della Wii Sport. Fino a questo momento 2-0 Giovanile Calcio Messina. Decidono le reti di Carpenzano e Centorrino tra primo e secondo tempo. Già un cambio per Mister Ficarra, dentro manda i destini, fuori Mendolia. Minuto 50 il Città di Mascalucia prova a partire forte per riaprire la partita. Si attiva Lofaro che riceve il pallone sulla tre quarti offensiva, fa esplodere il destro Lofaro di poco al lato della porta difesa da Giuffrida. 55esimo inventa Alessandro Rolli in casa Giovanile Calcio Messina, pesca Arnaud che se ne va, supera due avversari. Attenzione ad Arnaud, ancora Fangano ha un conto aperto oggi con l'attaccante, riesce a mettere in calcio d'angolo, entra Vavassori per Centorrino. Al 69esimo palla filtrante di Arnaud, Carpenzano solo davanti alla porta non riesce a trovare il 3-0, sembrava più facile farlo che sbagliarlo questo. Entra Sgroi per Roll, palla messa in mezzo da Carpenzano per Arnaud che nemmeno in questo caso riesce a trovare la gioia personale. Entra Arena per Grisostamo al 74esimo, finalmente arriva il terzo gol e Arnaud che riceve il pallone, se lo porta sul mancino. Arnaud esplode il sinistro, che gran gol da parte di Arnaud su assist di Carpenzano. Meravigliosa giocata dell'attaccante della Giovanile Calcio Messina che col sinistro non lascia scampo al portiere. Esce Giuffrida per Prugno, staffetta anche tra i pali, palla messa in mezzo qui all'indirizzo di Arena che viene atterrato. Calcio di rigore per la Giovanile Calcio Messina. Arena ci mette la firma e fa 4-0. Si concluderà di lì a poco alle Garden di Emilia, amici della Wii Sport. 4-0 netto della Giovanile Calcio Messina sulle Città di Mascalucia. Formazione di Mister Ficarra che tiene stretto il secondo posto a meno 3 dal Camaro, a pari punti con la Meridiana. Un cordiale saluto e alla prossima.